Allora, eccoci qua in diretta come sempre. Allora, andiamo a salutare gli amici che ci seguono da YouTube e un caloroso abbraccio va per tutti coloro che mi seguono su TikTok. Live di cartomanzia attraverso una semplice telefonata. Pronto? Pronto, ciao, mi chiamo Rosa. Sì, Senti, posso fare una domanda? sicuramente. Allora, io ho una situazione un po' imbrogliata con un ragazzo. Oggi abbiamo litigato molto pesantemente. Lui per ora si trova da mio padre, io dopo dovrei andarci. Se provo a parlarci, mi sai dire se riusciamo a fare pace e tornare insieme? O se è una storia chiusa ormai? Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ho 25 anni e sono dello Scorpione. Lui ne ha 24 ed è dell'Ariete. Da quando avete litigato? E oggi proprio pesantemente, però ci siamo lasciati da quasi una settimana. Da una storia di quanto tempo, scusa? 6 mesi circa. 6? Sì, 6-5 mesi. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? Il 3. Un attimo solo, Sì. Allora,
lui a te ci tiene, però siccome tu hai un carattere pessimo, Lui dice. non lui dice, non lui dice, lui lo dice e c'ha ragione. Può darsi. No, può darsi, cioè c'è poco da ridere perché qua non c'è da ridere, sai per quale motivo? Sì. Perché tu pensi che sei padrone di quest'uomo. No, io non è che voglio essere padrona, è lui che fa tanti errori con me e poi arriviamo a... Quali sarebbero gli errori che fa con te? Sentiamo un po', dai. Per esempio tipo ha problemi legali, cose così, io lo aiuto, lui si mette di nuovo in situazioni strane, insomma, cose del genere. Poi Allora, è vero che sono anche molto gelosa. i fatti suoi personali tu l'hai conosciuto già così e non lo cambierai mai e non puoi cambiarlo. Punto Quello uno. sì. Punto uno. Tu già lo sapevi a chi ti avevi messi accanto e non lo potrai mai cambiare. Punto uno. Punto due, la gelosia e la tua possessività che porta ad allontanare questo ragazzo. Lui si rifarà ancora avanti. Lui si Ok. rifarà ancora avanti. Però valuti questo rapporto. Quindi se io dopo vado, per esempio, come ti ho detto, da mio Non padre, devi, a parlarci, non devi andare assolutamente da nessuna parte. Devi aspettare che sia lui a contattarti. Un ok, rapporto sentimentale di coppia non è un giochetto, amica mia, non è un gioco. Vedi sì, quanti guai succedono, vedi quante donne che vengono ammazzate da questi pazzi sfrenati e voi prendete il gioco, pensate che sia un giochetto, non è un gioco. Valuti bene se vale la pena andare avanti, se no taglia, lascia perdere. io ci tengo a lui. Se lui, tu mi dici che ci tiene a me, Amica mia, fa come vuoi, che ti devo dire? Ti ho dato un consiglio da papà, non lo vuoi dare, non vuoi darmi ascolto, fa come vuoi, però quando poi venite ammazzate da pazzi del genere, non dovete dire bla bla bla, i familiari, questo, quell'altro, perché è contro la mia volontà, certe cose sono contro la mia volontà. Io sono a favore dell'amore, sono a favore di chi non ammazza perché non devono succedere queste cose. Però isticate troppo, voi donne, isticate troppo. Non bisogna isticare. Già hai conosciuto quest'uomo che è un poco di buono, cose legali, questo e quell'altro. Ma lo vorresti cambiare? Non ci sono riusciti il papà e la mamma, ci vuoi riuscire tu? lui non ha genitori, magari non so, vorrei che si sistemasse. E che ti devo dire? Ti auguro che ce la fai, amica mia. Va bene? Comunque non è una cosa finita. Non è finita, non è finita. Ok, Ciao, stammi bene. ok, grazie, arrivederci. No comment. Ciao Giulia, un abbraccio forte, forte, forte a te e tutta Fragola. Ai ai ai. C'è qualche scuola, Giulia, tu che sei una ragazza intelligentissima, c'è qualche scuola per diventare matto, per avvicinarmi un po' ai matti, voglio dire, per una scuola che insegna a essere un po' più scemunito, perché il capire troppo mi porta proprio al nervosismo capire troppo. Sì, oggi è stata la prima. Ai ai ai. Tu
Tutto bene, ringraziando il Dio, Giulia. Tutto bene. Stamattina ho fatto una nuova live verso le 10. Come vedi ho cambiato anche la grafica. E tutto bene, tutto bene. Roxy Perrell, buon pomeriggio maestro, buona live. Grazie anche a te, una buona visione, grazie. Ragazzi, vi piace la nuova grafica? Vabbè, voi su YouTube non la potete vedere, parlo su TikTok, quindi. Allora, 345 630 81 72 per parlare con il sottoscritto. Questa è una live di cartomanzia e veggenza. Può accedere solo chi telefona al numero 345 630 81 72. Non è una live dove potete accedere con i commenti, perché non è per me, ritengo una live con i commenti solo casinare, quindi non amo il casino, come si sa dire. Pronto? Pronto, buonasera. Posso fare una domanda, maestro? Sicuramente, prego. Sì, senta, io volevo sapere se troverò una persona, lavoro. Sì. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Io ho 38, caduco. Perfetto. Mi scegli un mazzo di carte? 1, 2, 3? Sì, uno. 1, perfetto. Grazie. Prego. Un attimo in linea. Allora, le carte ti dicono che incontrerai la persona ideale. Attenzione. Però devi toglierti un po' dalla testa il tuo passato. Perché c'è qualche persona che riguarda un po' il tuo passato che cerca di farsi avanti. Ma le carte te lo sconsigliano perché soffrirai ancora. Cioè, se penso al passato. Sì. Le carte ti consigliano nuova vita, nuovo cammino e respirare l'aria nuova. Quindi incontrerai la persona giusta più o meno verso metà, fine ottobre. Sì. Ok. Ok? Va bene, grazie. Buona serata. Buona serata a lei, salve, grazie. Il sale con il pepe, ha detto Giulia. Che hai fatto? L'insalata, Giulia? Sto pepe, dove l'hai visto? Non ho mai utilizzato il pepe. È il caffè, Giulia. Che hai messo sale e pepe, hai fatto l'insalata?
e sale, riso, caffè ed calamita. Nel video non parla del pepe, Giulia, c'ha la capa tua, c'è la testa vuota a perdere. Sto pepe dove l'hai visto? No, non c'è, non ho mai parlato di pepe io, mai, 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 mai. Non esiste, non esiste. No, Giulia, ti sbagli. Il pepe nel tuo cervello, sei una ragazza tutto pepe, tutto pepata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Gentilmente volevo farle una domanda. Prego. Se vede se troverò l'amore. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Bilancia 50 anni. Andiamo a verificare. Grazie. Prego. Giulia, vai a vedere di nuovo, vai. Stavi pensando qualcosa a pepata? 1, 2, 3. 2. Giulia, ma quello è non è quello da mettere il sale nel bicchiere e metterlo sotto al letto. Stai confondendo un po' le idee, è tutta un'altra cosa. C'ha capa tua. Le carte mi indicano una gratita sorpresa in arrivo, quindi è una persona nuova, non è una persona che già conosci, ed avrai la gioia di incontrarlo, ma sta cosa è imminente, non è lontana, diciamo. Quindi ci sarà questo incontro di questa persona che senza nessun interesse, tutto nascerà nel modo casuale. Va bene. Va bene? Io la ringrazio. Di niente, buona serata, signora. Buona serata, grazie. Prego. Hai troppa passione per la cucina, come me. Però nulla togliere a te. Io sono bravo, in cucina sono bravo. Mi piace sperimentare, la cucina sperimentale, quindi mi piace molto, molto. È una passione, veramente una passione. Sì, ma t'ho capito, ma è tutto un altro, non era quello lì che ho preparato io, è tutta un'altra cosa. Comunque, segui attentamente il video. Pronto? Pronto, salve. Salve. Sono Valentina. Sì? Sono nata il 15 gennaio del 99 e vorrei sapere se, ho litigato con una mia amica, vorrei sapere se mi iscriverà, se faremo pace. Allora, quanti anni c'ha la tua amica? 46. Segno? Cancro. È del 75, quindi sarebbe già 47, scusa. Allora, Cancro, comunque. 1, 2, 3, scegli un mazzo di carte. 2. Il 2. Allora, amici, non vedo il tap sul monitor, però, Quindi voglio vedere il numerino salire almeno a 10.000 like.
Allora, salutiamo l'amico Sergio Zaccariello. Ciao Sergio, buon pomeriggio a te, la carissima Paolina. Allora, la tua amica è una persona molto sincera, però siccome ha fatto una nuova conoscenza si è un pochettino raffreddato con te. Ma ci tiene ancora a me. Ci tiene ancora, ma il suo cervello è preso da tutta un'altra situazione, quindi attualmente è presa da altre emozioni, quindi non vedo che sta lì a pensarti di continuo. Ciao Anastasia, grazie. Capito? Avevo provato a scriverle a chiamarla, ma mi stacca le chiamate e non risponde ai messaggi, quindi... Più la chiami, peggio è, più gli mandi messaggi, peggio è preso da altra situazione. Ha fatto una nuova conoscenza e questa nuova conoscenza la sta distraendo da te. Però cioè, faremo comunque pace, anche se adesso... Non ho capito? Faremo comunque pace. La pace ci sarà nel tempo, ma se tu continuamente la chiami, gli mandi messaggi, solita ignoranza di donna, scusami se dico così, ignorante vuol dire ignorare il discorso, non la sto offendendo. Quindi se ti continui con la tua ignoranza a mandargli messaggi continui, squilli, messaggi vocali, bla 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 bla, l'aiuti ad allontanarla da te. Ok, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Sì, quello è ottimo, carissima Giulia, quello lì è ottimo, ottimo, ma io tutti i rituali che io pubblico su questo profilo sono lunghe ricerche, sono un attimo in linea, sono lunghe ricerche che ho fatto nell'ambito delle scienze esoteriche. Quindi che succede? Vado a fare ricerche di antichi rituali, quando mi escono fuori diciamo, questi ritrovamenti di questi antichi rituali, io li pubblico sempre perché sono cose utili e fanno parte del nostro passato, quindi è storia. Sì, vabbè, può darsi che mi sia sfuggito qualcosa. Pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere se tra me ed Ernesto le cose continueranno, se ci sarà amore verso di me. Se ci sarà? Amore lui verso di me. Ma state insieme, voglio dire, o siete amici? No, stiamo e non siamo insieme. Ho capito. È una storia un po' epatica. Allora, quanti anni c'hai? Quant'anni c'hai? Che segno sei? Io ho 65 anni e bilancia. Lui invece? Lui 62 e aspetta, sempre che cancro lui. Cancro, sì. Ok, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 2. Il 2. Perfetto. Un attimo in linea. Sì, grazie.
qualcosa, io non so cosa tu intendi questo qualcosa, se intendi una convivenza, se intendi un qualcosa del genere. No, piano piano non conviviamo, ecco. È quello intendevo io, perché convivenza io non ne vedo una bella comodità, e quindi lui va avanti con questa comodità che gli hai imposto tu, e quindi diceva Totò, mica sono offesso io, quindi questa comodità continuerà ad andare avanti. Chi glielo fa fare a questa persona di convivere? No, ma noi non abbiamo per adesso intenzione di convivere. Ma non c'è proprio in aria questa intenzione, quindi questo rapporto continuerà ad andare avanti così. Ancora per tanto tempo? Se vuoi ti do il numero di Gesù, tu chiami direttamente a Gesù e lui ti dirà il tutto. Ti serve il numero? Te lo do? Ciao, stammi bene. Buonasera. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Adele. Grazie Sergio, dimmi. Buongiorno, è sempre un piacere sentirla. Piacere. Ascolti, io vorrei sapere sull'amore, praticamente, se troverò questo benedetto amore della mia vita. Quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, io ne faccio 45 ad ottobre, 18 e sono Bilancia. Perfetto, vediamo subito. Sì. Buon pomeriggio Massimo. Scegli 1, 2, 3. 1. Perfetto, un attimo in linea. Sì, grazie. Allora, gioia mia, tu non è che non hai avuto la possibilità di incontrare nuovi pretendenti, ne ha avuto, voglio dire, Sì. però non leghi con nessuno, o meglio, sono loro che non legano con te. Dovuto secondo il mio modesto parere, perché io, assente che sono un veggente, avverto attraverso la tua voce che c'hai un carattere con un brutto difetto. Sai qual è il tuo difetto? Sì. Vuoi sempre aver ragione tu. È vero. Lo so. È vero. È vero. Tra l'altro ho perso la persona che amavo realmente e Ecco. quindi... Come dici tu? Mi senti? Pronto? Pronto? Mi sente? Sì, io ti sento. Tu mi senti? Sì, io la sento benissimo. Ho conosciuto una persona, però ho paura di incontrarla. Non so perché. Allora, ti faccio capire. Tu puoi incontrare anche 10.000 persone. Sì. Se non cambi un po' il tuo carattere,
nessuno mai ti vedrà come la sua donna, perché tu, ti ripeto, con questo tuo aver sempre ragione, crei disagi alla persona che ti è davanti. Te lo dico come un papà, Certo, perché certo, c'ho la mia prima figlia, c'ha 42 anni, voglio dire, quindi te lo dico certo. come papà. Sì, sì, Quindi o cambi carattere e cerchi un po' di capire che non puoi aver sempre ragione tu. certo. Ma no, sto cercando di cambiare questo carattere, certo, ha ragione. E io avevo chiamato tempo fa e lei mi disse che vedeva una persona in divisa, appunto, Devi aspettare che arriverà questa persona in divisa. divisa. Io penso entro il mese di dicembre ci sarà. Ah, una bella notizia, sì. Va Perché bene? ne incontrai un altro, però erano gemelli, non andavamo tanto d'accordo e... E beh, i gemelli, col gemello proprio il tuo carattere non va proprio. No, infatti ci scontravamo spesso e volentieri. Sì. E quindi, Perché il sì, gemello è una persona molto attenta, quindi ti analizza subito e ti richiama subito, cosa che e tu, guardi caso, cosa è che vero. cosa che tu non vuoi essere. Che succede? È vero. E guardi caso è di Napoli, dalle sue zone, queste ragazze. Immagina. Tu dove stai? Io vivo in Lombardia, Varese, Ah, Varese, ho capito. però sono calabrese, Cioè, quindi Calabrese, sì. sono anche testa dura. Testa tu. Fa un po' una situazione, speriamo, guarda, mi creda come un papà che esca da questa situazione, perché è Sta una situazione tutto, anche in famiglia, tutto sta a non è te, bella. tutto sta a te, Non è Gioia. bella, mi creda, non è bella. Grazie Sergio, La grazie. ringrazio, io comunque la ringrazio per ciò che mi ha detto, ne farò come un dono e seguirò le sue istruzioni, perché la stimo tantissimo. Grazie a te, buona serata. Vi auguro una buona giornata. Grazie. Un bacio a lei. Ciao. Salve, salve. Allora, Roxel Perrell dice: Maestro, volevo fargli i complimenti dei bellissimi rituali. Attendo sempre quello per proteggersi dall'invidia e cattiveria. Ma io quello già l'ho fatto. Il cuscinetto da portare sempre addosso, il cuscinetto da portare addosso o in borsa. Io già lo feci, eh. C'è qualche video se non l'hai visto, Roxel. Quindi il cuscinetto con preghiera all'interno e così via. Già l'ho fatto. Vedi se lo trovi, se no io lo rifarò tranquillamente. Allora le linee ritornano libere 345 630 81 72, chi desidera fare 4 chiacchiere con me. Volevo ringraziare l'amico e nonché collega Sergio Zaccariello, che è sempre pronto, prontissimo nelle mie live ad darmi una mano a fare il mio osservatore esterno, e lo ringrazio di cuore. Sergio Zaccarillo è un noto veggente e veniamo dalla stessa epoca, quindi come vedete tra veri professionisti non c'è gelosia, assolutamente. Ciao Emma, buona visione. Allora tutti insieme facciamo tap tap, facciamo crescere questa live. Tutti insieme, voglio vedere tanti cuoricini, portiamo a 10.000 like almeno per il momento.
anche perché in questa mia live, come vedete, è del tutto gratuito, non vedete cartoncini con la scritta 100 monete sì o no, 200 monete per 2 domande, 300 monete per scritto sui cartoncini, sui fogli di carta. Rido perché sembra che vendono i torroncini, quando poi non è così, perché la scienza esoterica è una cosa seria, come la religione, è una cosa molto seria e riservatissima. Non è come fate in tanti di voi, scrivere sui cartoncini, sui fogli di carta, per una domanda 100 monete, 200 monete, ma perché non andate a vendere i carciofi? Fate prima. Fate prima, veramente. Dico bene, Sergio? Allora 345 630 81 72 per parlare con me. Vediamo subito. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Volevo chiedere per l'amore. Se la persona che ho conosciuto è una persona giusta o Sì. no. Quanti anni tieni tu? Quanti anni tieni tu? Sì, ho Che 42 anni, la vergine, sagittario, 52. Ok, mi scegli un mazzo di carte? Sì, l'uno. Un attimo. Allora, carissima amica mia, l'amore va coltivato, niente è sicuro. Però questa persona io la vedo nei tuoi riguardi molto presa, però poi devi tu valutare, perché ripeto, tutto sta al tuo carattere, al tuo fargli capire le cose, il tuo fargli capire le tue intenzioni, capisci? Perché Potrebbe andare anche avanti. come? Potrebbe andare avanti anche bene. Potrebbe andare avanti anche bene, come no? Anche perché questa persona, ti spiego, esce fuori da una situazione poco piacevole e quindi è cotto, è un po' cotto dal passato, e quindi ci va con i piedi di piombo, quindi valuti bene, ok? Ok, grazie mille. Buona serata. Allora, l'amica Giulia dice: avete mai pensato di fare una scuola di magia? Sarei sua allieva. Sì, ottima domanda. Tante volte me l'hanno chiesto, l'avrei anche voluto fare, lo farei pure, però il problema sai dov'è, Giulia? Che nessuno vuole pagare, lo vogliono gratuito. Insegnare come diventare un famoso cartomante non è un gioco. Rilasciare un attestato di diploma di partecipazione a una scuola di magia, di cartomanzia, firmato da me, e assumermi la responsabilità non è un gioco, capito? Quindi non vogliono pagare.
lo vogliono gratuito, ma gratuito non esiste, perché le mie facoltà non le posso dare in pasto al primo che arriva. Io valuto sempre la persona, anche singolarmente. Io posso imparare te, come no? Posso farti scuola, a te personalmente, singolarmente. Valuto le tue capacità, vado a valutare le tue vibrazioni sensoriali e dopo si va a iniziare. Non è che si paffata, no, non funziona così. Hai ragione. Linee libere 345 630 81 72. Allora, io vi consiglio di mettere il seguo per coloro che ancora lo devono fare. Mettete il seguo, così vi arriverà la notifica quando io sarò di nuovo in live, perché ci sarò probabilmente anche questa sera, ci sarò di mattina. Sto valutando un po' gli orari e accontentare un po' la fetta di pubblico serale e anche quella del mattino. Quindi mettete il seguo, così non vi perderete nessuna mia live. Allora, per i nuovi arrivati facciamo sempre vedere chi sono io. Questo sono io all'età di 20 anni, ecco qua, 20 anni e adesso 63. Quindi lo faccio vedere sempre, spesso, perché è giusto che voi sappiate con chi avete a che fare, è giusto che voi sappiate chi sono io. Quindi questo, il Santone di Avella all'età di 20 anni e oggi così. Tempo passa, si invecchia, ma bisogna accettare anche la vecchiaia, purtroppo. L'importante è arrivarci con serenità. Da piccolo, Giulia, da piccolo, all'età di, ti dico subito, ma diciamo da sempre, all'età di 8 anni, 7 anni, che io avvertivo una forza interiore che mi portava ad avvicinarmi alla magia. Solo che da piccolo facevo confusione ai prestigiatori con la vera magia. E quindi andavo, ciao Michele, grazie, andavo sempre a vedere i prestigiatori nelle famose piazze e poi man mano capì che non era quello ma era l'altro. Pronto? 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 Sì, prego. Buonasera. Prego? Buonasera, Enrico. Buonasera a lei. Buonasera. Vorrei farle una domanda, se è possibile. Prego. Allora, vorrei sapere se questa persona ritornerà a cercarmi, perché mi ha bloccato da WhatsApp, Facebook, da tutte le parti. Motivo? Perché è ritornato dalla moglie, anzi non l'ha mai lasciata. E quindi tu hai fatto casino perché ti aveva promesso che lasciava la moglie per vivere con te, giusto? Insomma, non è che ho fatto casino, no. Ma dico, Sono arrabbiata con lui, certo. ma lui ti aveva promesso sta cosa, no? Dico. Sì. Le solite stronzate che raccontano gli uomini sposati quando si fanno un amante.
solo ed esclusivamente stronzate che credete voi donne che vi mettete con gli uomini sposati. Io infatti vorrei sapere se lui ritornerà a cercarmi. Vediamo subito, dai. Allora, gentilmente, quanti anni tieni, che segno sei? Allora, io ne ho 42, sono pesci, e mi chiamo Cinzia, lui si chiama Nicola ed è un toro. Quanti anni c'ha Nicola? 48. Mi scegli un mazzo di carte? Mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 2. Allora, lui si rifarà vivo, come no, ma ciò non cambia che lo fa cambiare idee, voglio dire, perché quest'uomo la moglie non la lascerà mai, perché lui ci tiene alla famiglia e ci tiene alla moglie. Quindi tornerà per convincerti a stare insieme, ti racconterà altre 4 stronzate per convincerti e si va avanti così. Quindi non Ma tu staremo mai insieme. secondo te, se quest'uomo fosse stato un uomo con le palle, Sì. che motivo c'era di trovarsi un amante? Lui mi ha sempre detto di tenerci a me in maniera particolare. Sì, ma non ti ho detto di no. Io non ti sto a dire di no. Ma in primis viene sempre la sua famiglia e sua moglie, poi vieni tu. Capito? Capito? Quindi state a fare un po' il braccio di ferro. La tua idea è quello di portartelo con te, ma non ci riuscirai non mo e non mai, perché quest'uomo sta bene così. Ma lei vede tipo quando è che magari un periodo, tipo quando è che lui potrebbe ricercarmi? Allora ci vuole un po' di tempo, perché lui sa di aver sbagliato con te, sa di averti raccontato tante stronzate, ma aspetta che ti calmi un po' per poi farsi di nuovo avanti. Capito? Ho capito. Quindi praticamente l'ho perso. L'hai perso, gioia mia. Allora, ma io voglio farti capire una cosa. Quando si mette con un uomo sposato, dico io, dovete assumervi le responsabilità di cosa volete. Se allora si può stare benissimo insieme a dire vabbè, io sono sposata, lui è sposato, per dire, no? Ci vediamo ogni tanto, ci facciamo la nostra pazzaria e poi ognuno torna nelle proprie case. Mi sta bene anche così. Ma se voi, o meglio tu o altre donne, vi fate i film nella testa a dire questo io devo dire come devo fare per fargli lasciare la moglie perché deve venire bla bla bla, no e poi no, perché se è uno che non ci tiene alla famiglia o non va d'accordo con la moglie, lascia la propria moglie e si mette con chi vuole lui. Sì. Ma così avere una seconda donna e avere la moglie a casa è troppo comodo. È un'illusione che quest'uomini, che sono tra virgolette persone malate mentali,
perché io li chiamo malati, capisci? Sono in guaia famiglia. La sciaccarella ce l'hanno qua, alla fronte. Quindi guai chi ci capita davanti. Ci sei capitato a te. Va bene? Arrivederci. E lo so, io devo dire la verità. Devo dire la verità. Giulia, e poi incontrai sul mio cammino un grandissimo maestro che adesso non fa più questo lavoro, adesso è un evangelista questa persona, e iniziai il mio cammino. Buon pomeriggio Francesco, Ciccio. Ma no, vedi, io dico sempre che ognuno di noi, Giulia, abbiamo un destino, abbiamo un cammino da percorrere, ognuno di noi ha un libro aperto, la vita è un libro e lo si deve sfogliare man mano durante il percorso, durante il cammino. Quindi poi è il destino che fa di te o un personaggio o non personaggio. Perché se il destino non te lo cerchi tu, ma ti viene dato. E quindi il mio cammino è stato un percorso, direi, destinato sì a aiutare gli altri, ma poi io non avrei mai pensato di diventare un personaggio a cui sono. Quindi non avrei mai, amici di TikTok, io non parlo da solo, rispondo ai commenti alla mia destra, alla vostra sinistra, ai commenti su YouTube, perché io sto in diretta live anche su YouTube, quindi parlo con voi su TikTok, ma leggo i commenti su YouTube. Se qualcuno può pensare che il maestro Clea è impazzito, parla da solo. E quindi mai avrei potuto pensare, e mai pensavo, immagine che io ricordo sempre, e lo so, non è facile, sono 43 anni che percorre questo cammino. Allora, tu immagini, Giulia, che io, quando ero piccolo, c'erano i maghi, i veggenti, i maghi, che buttavano i volantini, il volantinaggio. Hai mai trovato un volantino di un mago per terra? E ricordo che c'era un mago, chissà che fine ha fatto, uno famosissimo, che si faceva chiamare il mago Tutankhamon, il mago. Io presi questo volantino, ero piccolo, avevo i miei 8 anni, presi questo volantino, ricordo, lo guardai, lo lessi e dissi: Madonna, un giorno vorrei diventare come questo mago, vorrei diventare come questo. Io sta frase, questa immagine me la tengo nella mente, me la ricordo all'età di 8 anni. Ma chi l'avrebbe mai detto che un giorno sarei diventato più famoso di questo Tutankhamon, mago Tutankhamon? E questo lo devo anche un po' a tutti voi che mi volete bene, che mi avete voluto bene, che mi seguite, che mi hanno seguito. Ecco la mia storia, il mio cammino. Ma io avrei da raccontare tanto, questo vuol dire essere un personaggio. Raccontare la propria storia, ma se vai a chiedere a un cartomante della sua storia, ti può solo raccontare quello che ha vissuto, quello che sta a vivere, non più di tanto, voglio dire, perché assente un improvvisato che poi
tanti cartomanti non sanno nemmeno cosa vuol dire il cerchio protettivo per proteggersi e tutto quanto, bla bla, non sanno come aprire uno studio di cartomanzia, cosa serve, come bisogna dipingere le pareti con, non svelo il trucco, il sistema, perché bisogna, amici, non è semplice, veramente non è semplice per fare questo lavoro, non è semplice. Pronto? Pronto? Abbiamo visto su un sito che voi leggete le carte? Così dicono che io leggo le carte, chi l'ha detto? No, mi hanno mandato questo, infatti ho detto, vediamo se è vero. No, io vendo i carciofi qua, ha sbagliato numero. Che ne so, poi mi hanno mandato questo. No, vendo i carciofi. Ah, vabbè. Arrivederci. Io devo andare al manicomio, amici. Roberto Giancipoli, buon pomeriggio, nuovo di Zecca, la prima volta che ti leggo. Rock Spirit, roba da matti. Oddio, amici, qua è da giocare i numeri all'otto. Oddio. Sì che esistono, ognuno ce l'ha nel proprio modo, tu c'hai i tuoi su un altro ramo. Grazie Roberto, gentilissimo, ben entrato in casa mia. Maestro, cose da pazzi, quanta gente strana. Francesco, è un manicomio aperto qua, è un manicomio. Eh sì, Roxy, il mondo è strano, purtroppo sì. Ma io la vita, come vedete, la prendo con filosofia, quindi non me la prendo più di tanto, perché ciò cosa vuol dire, Rox Perrel? Che qui al mio posto chiunque stesse seduto non fa differenza, basta che vedano le carte in mano. Chiama perché è uno che sta a fare le carte. Non sanno come mi chiamo, non sanno chi sono, basta che chiamano e vedono uno con le carte in mano, capito? Ecco, quando poi io chiamo marmaglia, la marmaglia, che non fanno mai un passo di qualità. Stasera farà la diretta, maestro? Sì, ci sto pensando anche in serata a fare una live. Sto valutando un po' gli orari, quali orari sono i migliori, però io vedo che stamattina mi hanno seguito intanto, anche a quest'ora mi seguono intanto, devono solo imparare a valutare, secondo il mio modesto parere, secondo la mia esperienza, Roxy, devono imparare un po' a capire con chi hanno a che fare. Imparato questo, aumenteranno anche i follower. Pronto? Pronto, maestro? Sì, buonasera. Buonasera, signora. Posso farle una domanda? Sicuramente, prego. Grazie. Allora, dato che io sto cercando un appartamento, sì, volevo sapere se riuscirò, magari entro quest'anno, che la ricerca va a buon fine perché da un po' di tempo sì. la cerco. Allora, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, 49 del cancro. Perfetto. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Il 2.
Carissima Giulia, allora dice l'amica Giulia, in 40 anni l'avete visto di cotte e di crude, ma più cotte che crude. Un attimo in linea. Andiamo a verificare. Marta, mi porti un bel caffè? Grazie. Sì, tu troverai casa entro, ma io penso la metà di ottobre. Bene, grazie, una bella notizia. Auguroni, signora. Grazie mille maestro. Grazie, arrivederci. Arrivederci, gentilissimo. Grazie. Salutiamo l'amico Angelo Ferrara. Ciao Angioletto, buon pomeriggio amico mio. Cleo, salutami con effetto Marta. Poi facilmente passerò per casa tua perché se ricordi quella cosa è fallita. Ah, mi dispiace. Venimi a trovare, non ci sono problemi, carissimo Angelo. Rox Perrella dice: Mess sono fissati a vedere girare le carte. Sì, ma alla fine amano farsi prendere in giro perché non sanno distinguere la professionalità dai ciarlatani. Questo è vero. Maestro, anche per me un caffè. Grazie. Francesco, vieni, prendi il caffè Re di Napoli. Io bevo Re di Napoli, caffè creato da me, nostro marchio, che abbiamo voluto omaggiare a Diego Armando Maradona. Ed abbiamo creato questo magnifico caffè cremoso. Guardate qua, ma che è cioccolato. Eccolo qua, vedete? Re di Napoli caffè. È un marchio mio, un marchio nostro, e mio figlio ha un negozio e vende questo caffè. Alla salute vostra, ragazzi. Roxy, però vedi che quando vedono le carte non ci mettono la faccia, quindi vedono solo le carte. Allora non gliene frega un cavolo, basta che gli leggi le carte per senza niente. Capito come funziona? Ci voleva proprio un buon caffè. Ci voleva proprio un buon caffè. Però, ripeto, caffè Re di Napoli, ragazzi, non perché l'ho creato io, ma è number one. Facciamo anche, a proposito, noi facciamo anche consegne a domicilio, lo porto io personalmente. Io lavoro. Allora, linee libere 345 630 81 72. Gustato, Giulia, sì, si dice a Napoli un caffè si piglia e a stummani. Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Volevo farle una domanda. Prego. Mi chiamo Luisa, sono dello Scorpione. Sì.
Senta, volevo sapere se qualcuno mi stesse facendo qualcosa perché sono è un paio di mesi che mi sento un po' strana. Ma tu hai chiamato qualche cartomante che ti ha detto che ti hanno fatto la fattura? In passato sì, in passato. E ti hanno messo i pensieri in capo. Vediamo, io controllo, per carità. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 29 anni, Scorpione. Allora, io mo dico quali sono i sintomi una volta e per tutto. Sì, Vi voglio spiegare, così vi togliete ogni preoccupazione tutti quanti. Ti voglio sì, spiegare chi c'ha. Mi sa che la batteria sta andando a terra. Mi senti? sì, sì, sì. Allora, ragazzi, vi devo salutare perché si è scaricata la batteria del telefono e non, però siamo su YouTube. Ti dicevo Sì. che quando si pensa di avere una fattura, oltre a consultare prima il medico per vedere se c'è qualche malattia, Sì. se il medico non ti trova niente e dice tu non c'hai niente, allora bisogna consultare un operatore esoterico, in questo caso uno come me. Sì. Ma chi ha una fattura, chi pensa di avere un maleficio, i sintomi quali sono? Mi senti? Sì. Mal di testa, vomiti, gambe appesantite, dentro casa stai male, fuori casa stai meglio, tu hai tutti questi sintomi. Solo mal di testa, a volte mal di stomaco. E allora non è niente di fattura, ha a che fare col nervosismo. Devi darti una calmata perché il nervosismo ti porta mal di testa e ti prende allo stomaco. Ho capito. Quindi fattura non ce ne sta. Ok, va bene, grazie mille, mi avete rilassato, vi giuro. Pensi a sta bene, quando chiama a qualcuno, chiama i competenti, non ai cartari. Sì. Eh. Infatti, non vi nascondo, una mia amica mi ha detto che siete bravissime. Io ho detto dammi il numero, che io chiamo anch'io. Va bene, Grazie mille, buona giornata. arrivederci. E terminiamo la live anche oggi. Ho dovuto uscire da TikTok perché mi si è scaricato il telefonino. Allora, vediamo. Salutiamo l'amico Sergio Zaccariello, un forte abbraccio, grazie Sergio come sempre. Allora, io vi saluto, amici miei, a tutti, come dico sempre io, a mano a torno. Allora, saluto a Giulia, a Roxel, Adele Aceto, mamma mia, è arrivata all'ultimo Adele. Ciao Adele. Roxy Pirrell, ciao. Salutiamo a Giulia, Francesco, Angelo Ferrari. Ragazzi, saluto veramente a tutti. A risentirci in serata, forse. Vediamo un po' perché ho un appuntamento da vicino, c'ho un giudice che deve venire perché io ho anche personaggi illustri, deve venirmi a trovare da vicino per un consulto, per una mia consulenza, e quindi alle ore 18 arriva questo giudice e facciamo. Qualcuno che mi sta a sentire sa dire un sacco di cazzate, non dico cazzate, è realtà, e quindi questa persona deve venire alle ore 18 e dipende a che ora mi libero per poi fare qualche altra live. Ciao a tutti.